Cari telespettatori, l'avete visto, parliamo di un progetto molto importante e significativo di coinvolgimento di persone un po' più fragili, a volte anche, si possono dire, un po' ai margini della società per quel che riguarda l'inserimento prima sociale ma anche lavorativo. Un progetto della Regione del Veneto che vede diversi partner attivi. Abbiamo i FOA, ma non soltanto i FOA come partner, abbiamo anche la cooperativa Levante, e qui abbiamo Roberto Tubinetti, e invece collegati qui con noi abbiamo Umberto Lonardoni, che è direttore generale di IFOA. Grazie di essere presente, direttore. Grazie a lei per l'invito. E sempre collegato abbiamo anche Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, per quel che riguarda la componente per esempio dei centri per l'impiego della Regione del Veneto. Anche lei, direttore, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ben arrivato. Allora, è un progetto che si chiama Strategie di Empowerment per Comunità di Migranti. Io volevo dare la parola inizialmente, anche se in studio abbiamo Roberto Tuminetti, a lei, Umberto Lonardoni, direttore generale di FOA, che è un centro di formazione professionale di caratura internazionale, con sede in Emilia-Romagna, ma ormai un po' ovunque in tante regioni d'Italia, ma che ha le ramificazioni con progetti anche internazionali. Perché ci spieghi, ci racconti di questo progetto FREE e quali sono un po' le peculiarità che avete sottolineato e che valenza viene ad avere e di aiuto e di supporto alle persone che hanno delle difficoltà di inserimento lavorativo. Premesso, di lavoratori ce n'è bisogno ancora, per fortuna le aziende ne cercano, ma ci sono delle criticità. Quali sono? Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Il progetto FREE innanzitutto nasce come risposta a un bando, a un avviso emanato dalla Regione Veneto con una delibera che è la 425 ed è all'interno di una serie di progetti denominati PASSI, cioè che sono dei percorsi per l'attivazione, lo sviluppo sociale e l'inserimento lavorativo. Allora diciamo questo, che per dirla in maniera più semplice possibile, in Italia per tanto tempo la ricerca del lavoro e la possibilità di essere aiutati in una ricerca del lavoro in realtà è sempre stata lasciata in passato a degli strumenti informali, cioè le amicizie, i rapporti personali, eccetera, no? Quello che invece sicuramente sta cambiando negli ultimi anni in Italia è che è stato introdotto un sistema cosiddetto di politiche attive, cioè a fianco a quello che è un sistema di sostegno al reddito per chi magari non ha il lavoro, le cosiddette politiche passive, sono state inserite tutta una serie di strumenti che permettono a una persona disoccupata di essere aiutata nella ricerca del lavoro. È chiaro che quando si fa un ragionamento di supporto a una persona nella ricerca del lavoro, il primo elemento di cui bisogna essere consapevoli è che ogni persona è diversa da un'altra, cioè innanzitutto i percorsi che possono attivare le persone nell'inserimento lavorativo devono essere personalizzati, non possono essere degli strumenti, come dire, standardizzati che vanno bene per tutti. E in questo senso sicuramente esistono percorsi che possono aiutare in maniera molto magari anche mirata a trovare lavoro persone che sono neolaureate o neodiplomate o persone che hanno percorsi di studio anche abbastanza importanti ma che non hanno conoscenza del mercato del lavoro, e poi si arriva anche però a sostenere la ricerca del lavoro di persone che hanno in realtà tutta una serie di elementi di cosiddetto svantaggio rispetto a quello che può essere il percorso di inserimento lavorativo. E qui si va ovviamente da quelle che sono delle carenze dal punto di vista delle competenze, che possono essere competenze tecniche, ma anche cosiddette competenze soft, cioè in realtà relazionali o comunque in qualche modo che hanno a che fare con la capacità di una persona di essere inserita in un contesto lavorativo e in un contesto più ampio. Però se posso dire, nel caso specifico di cui trattiamo in questo progetto, che è in particolare rivolto a persone che hanno un background migratorio, quindi migranti ma anche figli di immigrati e persone che hanno già una storia, diciamo, di inserimento magari in Italia perché sono figli di residenti in Italia, ma magari
provengono da culture diverse. Allora, in questo senso, la personalizzazione qui interviene subito il primo elemento, secondo me, decisivo di questo progetto, e cioè il fatto che per poter rispondere a bisogni anche molto complessi che vanno da problematiche legate all'abitazione, alla conoscenza linguistica dell'italiano, alla mediazione culturale, eccetera. Insomma, io penso che sia abbastanza evidente che un solo soggetto non riesce a fare tutto, e quindi il primo elemento particolarmente positivo di questo progetto e dell'idea che la Regione Veneto ha voluto portare avanti è proprio anche quello di creare delle reti di soggetti diversi che si mettono insieme proprio per poter mettere i vari servizi utili a queste persone nella loro disponibilità. Ecco, questo progetto Passi quindi da una parte è un progetto fra virgolette formativo più tradizionale, se vogliamo così, cioè quindi ci sono anche dei percorsi formativi di lingua italiana oppure di competenze anche più tecniche, ma soprattutto è un progetto che costruisce una rete, e questo io credo che sia il valore aggiunto di una progettualità di questo tipo, che cerca di dare una risposta a un problema che non è banale. Insomma, voi capite che l'inserimento lavorativo di una persona che viene da un altro paese, da un altro territorio, si confronta con tantissime problematiche che appunto richiedono poi interventi specialistici. Da questo punto di vista la rete è attiva, sta lavorando, quindi anche dopo sentiremo il presidente Tuminetti raccontarci un po' della loro esperienza in questo progetto. Però nella rete ci stanno anche sicuramente i centri per l'impiego pubblici, perché noi comunque siamo un soggetto accreditato, siamo un soggetto privato, ma siamo un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, che costituisce uno dei nodi che vengono attivati in una logica di sussidiarietà in un rapporto anche con le istituzioni pubbliche, in particolare i centri per l'impiego pubblico. Quindi diciamo il progetto rappresenta questo. Se posso dico solo 2 parole di presentazione sui FOA per raccontare un po' chi siamo. Allora, brevemente questo, appunto, come ha detto lei all'inizio, siamo un centro di formazione, che vuol dire un po' tutto, un po' niente. La realtà è che noi siamo un soggetto che da sempre, noi siamo nati negli anni 70 e siamo nati dalle camere di commercio, quindi da una realtà anche pubblica e istituzionale, anche se poi agiamo in maniera come un soggetto privato. Però sostanzialmente siamo nati con un'unica idea, che è quella di essere un ponte fra le persone e le aziende, che cerca di avvicinare i 2 estremi di questo ponte, sia le persone verso le aziende, ma anche il contrario. Oggi, proprio in un momento in cui tantissime aziende ricercano personale, c'è proprio il problema anche opposto, cioè di avvicinare le aziende proprio alle persone, e per poter fare questo lavoro appunto bisogna attivare tantissimi servizi, in cui la formazione sicuramente è un servizio importante e noi ci crediamo moltissimo, ma non è l'unico servizio. La nostra presenza in Italia, come dicevo, è nata negli anni 70, siamo figli delle camere di commercio, ma da ormai più di 25 anni siamo presenti in Veneto con una nostra sede che è a Padova, e poi siamo presenti in un'altra decina di regioni in Italia. Questo per dare solamente qualche indicazione. Certo. Grazie direttore, resti sempre con noi perché poi la coinvolgeremo ancora. Lei ha citato appunto Roberto Tuminetti come partner praticamente di questo progetto, perché ci sono anche delle situazioni che devono essere risolte. È un progetto importantissimo, si basa sul primo step, poi ci saranno anche degli step successivi di conoscenza della lingua, insegnare la lingua italiana. Sembra una cosa banale, però la maggior parte degli stranieri che arrivano sul nostro territorio, per esempio, non conoscono la nostra cultura, men che meno la nostra lingua. Per trovare un lavoro, un'occupazione, è anche importante dare l'opportunità e intercettare queste figure dandogli questi strumenti, rendendoli partecipi di questo progetto. Lei è presidente della cooperativa Levante. Siamo tutti direttori oggi, molto operativi. Comunque non è direttore, è direttore, perfetto, operativo. Allora, per capirci, cooperativa Levante che cosa fa e che ruolo ha nell'ambito di questo progetto? Allora, la cooperativa sociale Levante è nata solamente nel 2021, ma è figlia di tanti altri progetti ed esperienze precedenti, tant'è che noi ci conosciamo credo da una ventina d'anni, e quindi
come dire, ci sono dietro storie e culture sempre legate alla promozione e agli interventi delle persone deboli e svantaggiate. Levanti ha cominciato ad operare alla metà del 2021, figlia di un'altra cooperativa che si occupava prevalentemente di altre questioni e di progetti di agricoltura sociale. Poi ha incontrato nel suo sviluppo purtroppo una serie di emergenze negative, cioè l'Ucraina, la guerra in Ucraina, per cui noi siamo arrivati a ospitare 90 persone di origine ucraina che erano scappati dalla guerra e ne abbiamo ancora una quarantina. E poi l'anno successivo, nel 2023, c'è stata una nuova fiammata di immigrazione via mare e via rotta balcanica che ha portato circa 160.000 persone a sbarcare in pochi mesi sulle nostre coste, stressando nuovamente e mettendo di nuovo a dura prova il sistema di accoglienza. Voi quindi come vi collocate da questo punto di vista? Noi rispetto ai CAS, che sarebbero i centri di accoglienza straordinaria? Siamo nati che avevamo 7 strutture che ospitavano sia migranti sia persone senza fissa dimora, povertà estrema, famiglia. Oggi ne abbiamo 30 e quindi la nostra cooperativa è quadruplicata sostanzialmente in 3 anni e mezzo. E devo dire abbiamo potuto crescere così tanto grazie a 14 canoniche che ci ha messo a disposizione la diocesi, che noi cerchiamo di gestire bene e di remunerare per il giusto per quanto riguarda l'affitto, ed oggi abbiamo selezionato, io mi occupo di immigrazione e di sociale ormai da 30 anni, abbiamo selezionato degli operatori e delle operatrici, psicologi, educatori, assistenti sociali, molto qualificati e che ci mettono anche un po' del proprio, per cui abbiamo tutte persone che vengono da ambienti culturali, sociali, che, come dire, vivono questa opera con un impegno personale. Come vi collocate rispetto a questo progetto? Quindi voi avete già avete in mano molte persone, certo, che noi siamo partner operativo di questo progetto e quindi abbiamo realizzato molte delle azioni che erano programmate, in modo particolare. Che tradotto vuol dire? Tradotto vuol dire sostanzialmente sia per beneficiari delle nostre accoglienze, sia per persone esterne con le qualifiche, le caratteristiche delle persone che prevedono l'intervento del progetto Passi. Noi abbiamo fatto delle azioni di orientamento individuale e collettivo al mercato del lavoro, abbiamo fatto interventi di mediazione culturale, psicologo per presa in carico per persone che erano un attimino più in difficoltà, e soprattutto abbiamo fatto centinaia di ore di corsi di italiano che ci hanno permesso di offrire uno strumento ulteriore a quello che ci metteva a disposizione la prefettura, della quale certo, noi abbiamo vinto un bando, siamo arrivati primi per qualità e abbiamo come dire, potuto potenziare un'offerta che non è mai stata particolarmente generosa, quella per i corsi di italiano, mentre oggi... Con questo progetto riesce ad essere più... Sì, mentre oggi il lavoro c'è, ce n'è anche troppo, ci vengono a chiedere le persone nelle strutture, imprenditori, artigiani di tutti i tipi, organizzazioni di rappresentanza, ma chiedono persone che possano poi affrontare un corso di sicurezza sul lavoro. E grazie ad esempio a questo intervento ben congegnato, devo dire, dalla Regione Veneto e da Veneto Lavoro, e grazie alla risposta organizzata dai FOA che ha individuato anche noi come partner, abbiamo potuto rispondere a questa richiesta. Perfetto. Abbiamo un brevissimo intervallo pubblicitario. Prima di interrompere volevo però chiedere a Umberto Lonardoni, avete dei numeri di quante persone sono state coinvolte in questo progetto, e questo primo progetto di che cosa si è occupato? Della lingua italiana, di insegnare la lingua principalmente? Come adesso leggo qualche numero, come ha detto il dottor Tuninetti, gli interventi sono stati di natura orientativa, quindi ci sono stati proprio dei percorsi di orientamento sia individuali che di gruppo,
e una parte più di formazione sia alla lingua e cultura italiana e una parte di coaching individuale. Allora, qualche numero. Noi abbiamo in questo momento realizzato, leggo direttamente, 7 corsi di formazione di lingua e cultura italiana, 53 partecipanti e 40 persone sono state invece coinvolte nei percorsi di accompagnamento. Diciamo che l'attività, il progetto prevede il coinvolgimento di un centinaio di partecipanti, quindi siamo a buon punto, abbiamo realizzato la gran parte dell'attività. In prevalenza le persone coinvolte nel percorso linguistico sono maschi, sono di età media anche abbastanza bassa, 26 anni, con prevalenza diciamo di luogo di nascita. C'è un 32% il Bangladesh, un 15% Nigeria, 13% Guinea, un livello di scolarizzazione abbastanza basso. Invece sui percorsi di accompagnamento e di orientamento cambia, nel senso che abbiamo invece una maggioranza di donne che vengono ai nostri sportelli con un'età media di 37 anni, alcune anche di nazionalità italiana, quindi non è solamente ovviamente legato a persone migranti, ma come dicevo prima anche a persone che hanno un background migratorio. Questo Certo. solo per dare qualche numero generale. Perfetto, allora io la ringrazio, restate con noi perché abbiamo un brevissimo intervallo, poi dopo la pubblicità ricontinuiamo la nostra chiacchierata, vediamo anche il ruolo che ha la Regione, tra poco.